Ecco, come si vive durante il periodo vendemmiale, prima, durante e alla fine? Soprattutto per il viticoltore, ma anche per l'enologo. Cioè l'enologo è la figura importante perché è quello che deve verificare, portare l'uva sana, fare il vino. Allora siamo venuti a trovare Francesco Spitaleri qui dal Conte Artemis Maniago, proprio per capire, ecco, il vostro stato d'animo in questo momento, dove abbiamo avuto dei precedenti, perché abbiamo avuto agosto delle turbolenze, insomma, che hanno messo quasi al tappeto alcune vigne, soprattutto nella piana, non tanto in pianura. Allora, il tuo stato d'animo, Francesco, qual è in questo momento che state vendemmiando il Pinot Grigio? Pinot No? Grigio. E non siete alla fine ancora dell'ultimo siamo grappolo. proprio all'inizio, al primo chilometro, se fosse una corsa. Diciamo questo, come vedi sono tutto sommato rilassato perché c'è il sole. Finché nel nostro mestiere siamo favoriti dal bel tempo, anche la tensione si stempera. Certo, non dobbiamo dimenticarci che il grappolo che vediamo raccogliere oggi è su da qualche mese, quindi tutto quello che è successo in questi mesi ci ha per fortuna sfiorati. Non abbiamo avuto tempeste, non abbiamo avuto eventi particolarmente dannosi, anzi ci è mancata un po' di pioggia e quindi paghiamo forse sotto l'aspetto di un po' di siccità estiva. Però in questo momento, se ad agosto eravamo ancora un po' sbilanciati, con qualche maturità che aveva da venire, queste giornate che ci sono ormai da fine agosto e da tutto settembre ci stanno veramente dando grande soddisfazione. Ha rallentato un po' però, no? Perché di solito il Pinot Grigio si cavava dopo subito il Ferragosto, cioè oggi come oggi siamo avanti un po', no? E con i rossi subito non è che vai a leggere il giornale e poi ti fai i rossi, no? Cioè li hai forse in coda o no quest'anno? Ma Subito dopo? Dopo i bianchi? Ci vorrà la capacità di andare varietà per varietà a trovare l'attimo, perché come giustamente dicevi, nel mio caso è la prima vendemmia da quando lavoro che comincia a settembre. Io ho sempre iniziato a vendemmiare in agosto, Sì. quindi già questa è una novità. Se tanto mi dà tanto, avendo cominciato i bianchi così tardi, tra virgolette, anche i rossi probabilmente saremo spostati rispetto all'attesa normale. I rossi si sono portati avanti bene, gli mancherebbe forse una pioggia, c'è la necessità di avere ancora una pioggia che porti avanti ancora la maturazione. Io però penso che prima di 20 giorni, quindi siamo ormai verso gli ultimi giorni di settembre, non avremo da raccogliere. Senti, la moda dice oggi vini leggeri, vini freschi, no? Ma è questa la strada giusta, perché la moda è come l'arte, come tutto, no? Cioè può anche azzeccare ma può anche sbagliare, insomma, no? Voi qui friulani fate dei vini, insomma, che sono molto caldi, insomma, con percentuali alte di alcolicità. Ecco, questa è la strada giusta, secondo te, che la moda vuole vini leggeri, addirittura anacquati se ne è parlato? Ma diciamo che secondo me il Friuli è bene che faccia i vini da Friuli, quindi con la qualità che l'ha sempre contraddistinto. Logicamente alcune tendenze vanno osservate, perché è ovvio che proporre oggi vini eccessivamente alcolici può non essere ottimale, anzi. Quindi lo sforzo che si fa oggi in campagna è per cercare di avere delle maturazioni ottimali di tutte quelle che sono le componenti che fanno i profumi, che fanno la piacevolezza di un vino, magari riuscendo a stare con una concentrazione zuccherina e quindi successivamente con una concentrazione alcolica un attimo più contenuta. È un lavoro, come vedete, mantenendo un po' di foglie in più, l'uva leggermente più coperta, stiamo proprio cercando di fare questo lavoro ombrellata, qua. No? Con un certo ombrello. Se si può, se la stagione consente, riparata, matura con delle temperature, non gli batte il sole direttamente, si scotta meno, accumula anche in parte un po' meno zuccheri e cerchiamo di portarla all'ottimale.